fanno ripetere proprio per... Amici bellini. Allora, io tutto il pre-partita non ho potuto vederlo perché la Paramount non ci considera più, proprio non ci accende. Però tutti i bambini, il caos generale, siamo in fila in 15 o 16, tutti quelli che hanno dei figli, tutti in fila, tutti senza felpa. Va bene, è una giornata particolare, dovrà essere una giornata di festa. Siamo tranquilli perché deve essere così. Cominciamo. Rachmani! No, ma io ve lo... vabbè, basta. Io ve le dico prima le cose. Chi mi segue, chi sta sul canale, le sa prima. Poi dite Napoli-Verù. Napoli-Verù. E Mertens recupera il primo pallone. Dopo errore di Anghissà. Segnatevele le cose. Errore di Koulibaly. Che schifezza, che schifenzia. No, questo lancio di Mertens dopo il colpo di tacco. Arrivano Anghissà. Mario Rui. Maronna mia. No, non mi scrivo niente. Fuori gioco. Bravo Fabian. Eccolo là. Vai Osi, vai. Bravo Lozano, vai Osi. Bravo. Yeboah! Traversa. E questa me la devo scrivere. Il numero di errori individuali che sto vedendo tra Insigne, Fabian, anche... Mamma mia. No, Osi. Amiri. Koulibaly, basta con questi dribbling. Ecco Mertens. Era il colpo di testa di Lorenzo, niente di che. Insigne, Mertens di tacco e il giro. Ci sta. E se non ci sta, fai un sorriso, Lollo, fai un sorriso. I sorrisi. Ospina. Ma quale Insigne? Ma come fa a essere Insigne che sta o torzine destre? Un po' di logica. Vai! Il velo! Dai Mertens! È un rigore! Non c'è nulla per Fabri, ma le devi andare a rivedere. No. L'ha toccato il pallone, poi è stato abbattuto, Mamma mia! Tocca il pallone, una mezz'ora di una bruttezza rarissima. Koulibaly a vuotissimo. Portanova è scarso e Mario Rui è bravo. Koulibaly a vuotissimo, Portanova è scarso e Mario Rui è bravo. No, ma voi prendetevela con Mario Rui, Oh, grosso, finalmente, Osimhen! Ma è così che si segna, è facile! Si fa un cross! E Osimhen di testa non sbaglia! E dai! Bravo Di Lorenzo! Volete capirlo che Osimhen di testa è proprio forte? Guarda come attacca il pallone e lo indirizza nell'angolo! Che fa Spalletti? Bravo Lozzi, mettilo! Troppo alto. Ma c'è Insigne? Guarda come si è buttato Mertens dentro. Ma no, Insigne! Stavi facendo l'Eurogol! Stava facendo veramente l'Eurogol! Mertens che aveva dato a Osimhen, mamma mia! Bravo, sì! Sì, Insigne! Madonna mia! Sì, ma la porta poi era vuota! È un misto di troppo altruismo e egoismo e l'inesperienza. È così. Vabbè, è troppo largo per tirare a porta. Stiamo facendo un po' di accademia, adesso. Mertens. Un rigore che non... Ha chiamato rigore, ma poi... perché poi c'è mano? Ma era di testa? No, ma il braccio è uno dei nostri. La mano è di Osimhen. Siamo proprio ai colori basilari. Che la mano così è scura, mentre quando la prende così è il colore. Quindi per questo. Vabbè. Va bene, la bruttezza. Non vi fate brutti prima. Poi dopo il gol un poco più bellini. Non proprio bellissimi, ma più bellini. I like, lasciate i like per i nostri ragazzi, non per me. Ma se i like non li avete lasciati per me, li lasciate per Roberto Mandarini che si è preso la tazza. Dai, sapete pure dove trovarlo, non ve lo dico. Manu
non ci stava mai sto fuorigioco, proprio un metro dietro. Vogliamo prendercelo, ma mai! Mai, mai, mai! Mario Rui, madonna mia! Guarda, Insigne, se fai segnare Mario Rui è comunque un gol tuo. Quindi vai liscio. Bravo, Insigne. Ha premiato la sovrapposizione di Mertens. Non potete vederlo più perché... Bello! Ah, troppo. Osi. Anche sa si è finalmente svegliato. Quello teneva la faccia del cuscino. E quando si sveglia, chissà, è 3 volte gli avversari di Serie A, non c'è dubbio. Ah, la schifezza del Genoa! Sarà stata una schifezza. E perché ma c'è il contropiede? Aiuto, guarda che... Mamma mia, Ospina, miracolo! Miracolo di Ospina. Miracolo! Crescito col mancino. Se passava quel... Oh, Mertens è pazzo! Koulibaly. Bella palla di Mertens, oh sì, bravo, mi è piaciuto l'anticipo di punta, mi è piaciuto, non fa niente, mi è piaciuto. Mani! Dai, è proprio altissimo, qua sopra. Ah, così può segnare insieme? Sì, non fu scemo. Una tragedia poi dopo. Siete amici nazionali, Insigne, tiralo di là. E il palo! Di Lorenzo! Maronna mia, Mertens lo devo... Ma io dico, ho detto tiralo di là e niente da fare. Ha detto una cosa di ma Bucchine Vampo di questo caso, vabbè. Lo fanno ripetere proprio per... E vai! Sempre di là. Lo doveva tirare un poco più alto, un poco più forte. Piangi, sfogati, hai ragione, te lo meriti, ti abbracciano tutti, adesso esci, Passarella, vai. Ma non fai piangere pure a me. Koulibaly, Ospina, Fabian Ruiz, la piazza centrale però. Spalletti al 70°, mancano 3 minuti. Via Insigne, Passarella generale, dentro Gulam, Passarella generale, subito. Bello Lozano. Driss, Mertens. Oh no. Cioè tu hai luato a Mertens. Io ti stavo per fare i complimenti per l'ingresso di Gulam. Sei stata capace di levare a Mertens. Sei stato capace di levare a Mertens. Mamma mia, che mancanza di rispetto. Se questa è l'ultima partita di Mertens, io a Spalletti non lo perdono più. Zelinski che non tira perché vuole far segnare Insigne. E Ospina un'altra bella parata la deve fare. Lozano! Ma come Rachmani esce in bello stile? Ma che cazzo stai vedendo che quello è Gulam? Ma di che mi lamento? Quello a Sirigu l'ha chiamato Ospina. Bello Simen il tacco. Di Lorenzo se lo merita. Lobotka se ne va da solo, è pazzo e tira e gol! Mamma mia che gol! Mamma mia Bobotta che gol! Mamma mia! E questo è un gol all'Hamsik, fatemelo dire, all'Hamsik! Bobotta! Io ho creduto in te da sempre! Lobogol! Lobogol! Che strappo! E dove la mette? Ah, tira di porto, lo sapevo! Gulam da corner, lo sapevo benissimo. La mapiglia sto gol. Guarda Insigne che recupera ma non la prende. E poi Bobotka. Va bene, mi fa pure a me. Il saluto di Insigne mi fa. C'ho un retrogusto amaro per la sostituzione di Mertens che voi non potete avere idea. Ma spero di sbagliarmi, Spero di sbagliarmi. L'anno prossimo raccontiamo che arriva a 150. Spero di sbagliarmi. Bella palla di Demme per Osimhen. Osimhen, calma, dai. Niente recupero, signori. Niente recupero. Bene, vittoria bene. Sono contento. Mi dispiace assai per le passarelle. Vabbè, ne andiamo a parlare live, dai. Asciughiamoci le lacrime e ne parliamo live. Da New York, Valerio Fluido e tutto. Insigne fa così, pure io. Però io rimango. Lui viene, io sto qua. Ciao, sono Saveria Solida.
Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.